Ok, finalmente siamo liberi con la nostra fantastica Alfa Romeo Spider. Il nostro livello di sospetto. Vediamo di andare via da qualche parte. Oh, non so completamente queste strade. Via, maledizione. A tutta manetta. Oh, mamma mia, la polizia è proprio dietro di noi. Vediamo un po' dove possiamo andare. Maledizione, devo trovare una via di uscita. Forza. Allora, vediamo un po'. Seguiamo le frecce a terra. Ecco, a destra. Oh, mamma mia. Abbiamo distrutto la nostra automobile. Vediamo un po', attenzione. Qui c'è il nostro Bob. Vediamo di passare a sinistra. Allora, una volta seminati gli sbirri, le stelle sicuramente cercheranno di essere eliminate immediatamente. Mamma mia, attenzione. Calma. Devo riuscire a fuggire da questa situazione. Vediamo un po' dove possiamo andare. Diamo un'occhiata al nostro GPS. Allora, per azzerare il livello di sospetto dobbiamo uscire come al solito, come è presente all'interno di tutti i Grand Theft Auto, dalla zona in rosso. Qui c'è una bella auto della polizia. A tutta manetta utilizziamo il nostro freno a mano. Grande. Qui c'è il pizza taxi. Perfetto. Allora, vediamo un po' la barra gialla sotto il radar. Vediamo un po', indica il livello dell'abilità speciale di Franklin. Premi L ed R per attivare l'abilità speciale di Franklin. Vediamo un po'. Ecco l'abilità speciale del nostro caro amico. Vediamo un po' quello che riesce a fare. Probabilmente è una specie di istinto alla tipo Hitman. Ho capito. Tipo nel momento in cui attraverseremo particolari strade a velocità davvero elevate, riusciremo, come dire, con questa sorta di rallentamento ad evitare particolari contatti o addirittura una morte sicura. Vediamo di continuare. Ecco che il livello sospetto sta per terminare. Siamo riusciti a fuggire. Siamo arrivati nella zona, come dire, benestante del nostro quartiere. Ci sono addirittura edifici di lusso e soprattutto anche decorazioni di lusso, quindi vediamo di stare attenti. È una zona perfetta per una macchina del genere, però mi sa che c'è della polizia dall'altra parte. Via, infischiamocene del traffico, diamocene via. Qui può andare abbastanza bene, proprio alla grande. Bene, vediamo di seminare la nostra polizia, i nostri sbirri. Mettiamoci qui nel parcheggio dell'hotel, vediamo se può andare bene. Calma, quindi sicuramente nessuno ci troverà. Perfetto, attenzione. Perfetto, riporta l'auto nel nostro concessionario. Allora, vediamo un po', il nostro GPS è attivo, però questa canzone non mi piace. Vediamo di cambiare un po' la musica. Radio spenta, il nostro grande smartphone di ottima generazione. Vediamo un po' se possiamo spulciare qualcosa. Abbiamo un'email, vediamo un po'. Tanisha Marx, vediamo un po'. Vediamo quello che è successo. Allora, non so perché ti sto scrivendo, ma credimi, non è perché segretamente spero che torniamo insieme. Sicuramente la ragazza del nostro amico, problemi sentimentali che a noi non interessano. A noi interessa solo la nostra Alfa Romeo Spider qui davanti a noi. Però sicuramente devo capire più o meno come accendere la radio, perché senza radio sicuramente, ragazzi, non si guida. Allora, vediamo un po', lì vediamo di trovare qualcosa di interessante. Flyo, The London, vediamo un po' di musica antica, vediamo se c'è qualcosa. Radio Los Santos, Channel X, West Coast, Talk Radio. Il Talk Radio, qua parleranno di sport, roba del genere. Vediamo se possiamo trovare qualcosa di interessante. Est Los Santos, bene, questa può andare molto bene. Ok, andiamo, attenzione. Davvero una cosa molto importante di questo nuovo GTA che mi ha spinto davvero molto a comprarlo, nonostante, certo, lo volevo avere nella mia collezione come tutti i Grand Theft Auto. Però una cosa molto interessante che mi piace sicuramente la possibilità di acquistare titoli in borsa, di acquistare appartamenti. I nostri fanali anteriori, di acquistare appartamenti in maniera più concreta e sicuramente rivenderli, quindi iniziare una vita immobiliare, addirittura una vita economica in maniera molto più unica. Quindi con il denaro, per esempio, delle rapine alle gioiellerie, alle banche, avremo la possibilità di investire il nostro denaro, come dire, in azioni, titoli bancari, o addirittura anche vestiti, tatuaggi, come appunto avveniva nel vecchio San Andreas. Però ovviamente tutto sarà migliorato in maniera migliore. Allora, vediamo un po', da questa parte possiamo andare. Il nostro caro Barbone qui non ci vuol far passare. Vediamo di infrangere le regole del traffico, e che sono un po' abituato, ragazzi, anche a Euro Truck Simulator a rispettare le regole. Anche ogni semaforo lì $500 di multa, invece qui possiamo addirittura salire al di sopra dei marciapiedi senza che ci facciano niente. Attenzione che abbiamo una bella Camaro alla nostra sinistra. Mi sa che il nostro amico vuole iniziare una bella gara. Vediamo di guardarlo dritto negli occhi, vediamo se vuole iniziare a correre. Facciamo slittare il nostro pneumatico posteriore. Pure lui si è messo come dire, ad aumentare la velocità. Avete visto? Ha fatto un piccolo scatto, è partito. Attenzione, è partito. Maledizione, è perché dovevo girare a destra, altrimenti ti bruciavo direttamente la fiancata. Mamma mia, cose che su GTA fanno proprio emozionare. A tutta manetta andiamo dall'altra parte con il nostro freno a mano in questa splendida giornata estiva. Intanto scusami amico mio, il numero dell'assicurazione te l'ho scritto con l'incidente, quindi mi chiami più tardi. Attenzione, intanto qui passiamo a questa musica poi fantastica ad alto volume, dritta nelle orecchie. Ok, mamma mia, devo imparare proprio a guidare. Presto. Scusami amico, stessa cosa vale per te. Stiamo rovinando la nostra macchina.
600 metri, ragazzi. In basso a sinistra potete vedere il GPS a tutta forza. Attenzione, un Hammer H1 ci è passata davanti, probabilmente era Will Smith. Attenzione, ok, un bel rettilineo finalmente a tutto gas, quinta marcia, 7000 giri. Vediamo un po'. Calma, qua ci sono sempre semafori rossi da tenere in considerazione. Voglio fare un'entrata col freno a mano. Benissimo. Ok, vediamo di entrare qui nel parcheggio del supermercato alla grande. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Il concessionario di Simeone, qui Franklin, può accettare delle missioni alla grande. Avete visto là il gonfiabile che alzava le mani? Fighissimo. Ehi, calma con sta voce, amico mio. Ti prendo a sberle. Ah, qui c'è Hitman. Gli sono cresciuti i capelli, però. No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say Bravo. Fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international Ah, poldo di businessman, braccio di ferro c'è. Col cappellino pure. Adesso sembra russo. Seriously, maybe he's not a racist. But I Maybe don't he think is that he is yes, man yes. enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all this full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. Allora, ottimo obiettivo sbloccato, questo è Los Santos, siamo entrati proprio nel vivo dell'azione, rapine, inseguimenti ad alta velocità e soprattutto musica ad alto volume. Allora, vediamo un po', questo personaggio, allora ogni personaggio giocabile ha un suo veicolo unico, addirittura. Quale sarà la nostra macchina? Allora, la nostra macchina è questa bella Audi direttamente importata dalla Germania. Allora, prima di partire, come al solito, un bel po' di musica, immediatamente vediamo un po' la nostra radio preferita, vediamo un po' se possiamo ritrovarla, che c'era quella musica fantastica. Vediamo un po', Est Los Santos, no, l'abbiamo mancata. Per espandere la tua esperienza di gioco puoi scaricare l'app iFluid per tablet o smartphone. Addirittura possiamo interagire con lo smartphone. Bene, procediamo in avanti. Attenzione, ascoltiamo la conversazione dei due amici che potrebbe aiutarci per capire cosa succede più avanti nella storia. No, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Oh, mad for the penis. That's exactly how. Ah, eccoci. Allora, col tasto, con la freccetta in basso possiamo addirittura notare le abilità dei personaggi. Allora, in GTA 5 le abilità miglioreranno nel tempo man mano che compirai determinate azioni e prenderai parte a sport, passatempi a Los Santos. Anche gli sport mi hanno interessato davvero parecchio. Allora, il nostro caro amico è abbastanza forte, ma soprattutto è molto abile a guidare, è una specie di Michael Schumacher. Inoltre è anche bravo a tenere il fiato sott'acqua, quindi magari potrebbe essere un ottimo, come dire, sommergibilista, ma ovviamente a volare non è un granché, le ali non gli sono spuntate. Gliele faremo spuntare più avanti magari con una bella puntura. È anche ottimo, come dire, una specie di uomo da un fisico molto duro e anche molto resistente, quindi alla grande. Qua semaforo rosso, verde, perfetto, possiamo passare. Una bella Camaro sempre dietro di noi, ok. Bene, comunque siamo riusciti a effettuare tutti quei giochetti di prestigio prima con quell'auto rossa, la Spider dell'Alfa Romeo, perché ovviamente avevamo la trazione posteriore. Avete visto prima come sgommavamo proprio alla grande. Attenzione, dato questa musica fantastica. Scusate, volevo solo ascoltare un attimino le note di questa splendida canzone. Intanto passiamo qui vicino alla chiesetta. Questo sembra un quartiere malfamato di Los Santos. Vediamo quello che riusciamo a trovare qui intorno. Ah, arriviamo a casa con una macchina del genere. Salva i veicoli parcheggiandoli nel garage, come ovviamente avveniva nei vecchi San Andreas. Come nel vecchio San Andreas più che altro. Bene, vediamo un po'. Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Parrucchieri? Visita un parrucchiere per un nuovo taglio di capelli. Bene. Y'all telling me? Oh, he here. We living on L'icona lampeggiante indica la casa. Qui salveremo i progressi. Bene. Shoo! Get on out of here. Ah, siamo sposati. Okay, baby. I'll see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening.
La salute di Franklin può essere ripristinata raccogliendo il medikit, mangiando cibi, acquistando da distributori automatici o dai negozi. Bene, allora intanto questa è la nostra fantastica stanza, poster a tutta manetta, anche il letto semifatto, sicuramente sarà così da qualche mese. I progressi possono essere salvati dal telefono, ovviamente col salvataggio rapido. I nostri fantastici smoking, benissimo. Addirittura possiamo anche cambiarci d'abito, perfetto, vediamo un po'. Wasted, benissimo. Allora, vediamo un po', $250 in più, non so come l'abbiamo presi. Lo slot per il salvataggio automatico contiene già. Bene, vediamo di salvare perché sicuramente è importante. Missione completata. Allora, neanche un graffio. Allora, questi sono ovviamente gli obiettivi. Passata la missione otterrai un punteggio in base alle sfide, rigiocola per migliorarlo. Se fallisci i risultati non saranno salvati. Bene, allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Innanzitutto qui abbiamo dischi di alta qualità, un bel televisorone 13 pollici, Los Santos ti possiede. Rigioca le missioni dalla selezione partita, dal menu pausa. Ok, però voglio cambiare gli abiti, basta con questo gioco di tutorial. Vediamo cosa c'è qui. Attenzione. Ecco qua, proviamo i vestiti. Ok, abiti, vestiario, 1 di 14. Per quanto riguarda il nostro completo, diamo un'occhiata. Felpa nera, jeans, una bella camiciona tipo, come dire, cameriere. Non va bene. Vediamo, questa felpa sembra abbastanza interessante, però vediamo un po'. Il cappellino da pescatore. Questa sembra la più carina. Benissimo, vediamo di lasciarla. Abito attuale aggiornato. Per quanto riguarda invece i nostri giubbotti, per adesso lasciamoli perdere. Pantaloni, vediamo un po'. Abbiamo tutto argento. Oppure jeans, però adesso vanno bene i jeans. Le tute lasciamole perdere. Per quanto riguarda le scarpe, vediamo un po'. Scarponi, solo scarpe da tennis. Questi scarponi della Caterpillar, benissimo, vanno abbastanza bene. Vediamo di lasciarli. Camicie, no, per adesso può andare bene. I cappelli non ci servono perché ci dobbiamo fare il taglio da Hitman e soprattutto ci dobbiamo fare stampare il codice a sbarre nella nostra testa. Allora, la nostra ragazzona qui, la nostra moglie, sembra un pochino su di giri, quindi adesso vedremo di capire quello che succede. La nostra salute è al massimo, il nostro frigo, addirittura una birra, va bene, dopo tutta questa avventura che abbiamo subito, un bel tasso alcolico nel nostro sangue ci fa abbastanza bene. Ok, vediamo un po'. A posto? Abbiamo fatto il pieno, bene, adesso possiamo immediatamente andare via. Qui c'è addirittura il medikit. Usciamo dal retro se possiamo. Questa forse è una porta finta per far sbattere la testa alle persone. Non oso entrare in quello sgabuzzino, quindi vediamo di uscire. Questa deve essere la stanza di nostra moglie. Guardate com'è bella ordinata. No, amica mia, mi sa che dobbiamo uscire. Ok, finalmente fuori, ragazzi. Siamo arrivati nel bel mezzo della Chi è che ci chiama? Ah, Simone, perfetto, il nostro caro amico Simone ci sta chiamando. Hey, what's going down, home? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Bene, Franklin ha un contatto a S, ovviamente il nostro caro Simone. Recati dal contatto per ottenere una missione dal nostro caro amico Simone. Sicuramente ci parlerà di affari, ci parlerà sicuramente, come dire, delle nostre tasche, ma sicuramente ci darà una sorta di missione. Allora, io direi di dare un'occhiata nel nostro garage, se abbiamo la nostra macchina. Allora, no, forse quella era la macchina. No, forse è la nostra macchina. Vediamo un po' se è vero, diamo un'occhiata. Sì, è proprio la nostra macchina. Vediamo di prenderla immediatamente. Magari possiamo uscire dall'altra parte per andare dal nostro caro amico. Allora, tieni premuto il nostro tasto a sinistra per visualizzare ovviamente le nostre radio e per scegliere una stazione. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Queste sono tutte le stazioni disponibili all'interno della nostra Los Santos, quindi vediamo di sceglierne una interessante. Rebel Radio potrebbe essere carina. Mamma mia, addirittura colpi di armonica in sol maggiore fantastici. Vediamo di continuare dall'altra parte. Qui addirittura ci sono negozi di scarpe, roba del genere. Qui addirittura una vecchia Camaro degli anni 50. Bene, ecco il nostro caro amico Simone. Vediamo di raggiungerlo immediatamente. Ragazzi, sembra Las Vegas, Los Santos, vista da qua sotto. La mia povera auto, lasciala in pace. Vediamo di andare a sinistra, alla grande. Vediamo un po' quello che possiamo trovare da questa parte. Eccoci. Servicing, la nostra cara concessionaria che ci darà sicuramente la nostra missione. Il nostro caro bananone. Ecco qua il nostro caro gonfiabile, fantastico. Guardate che figo. Eccolo. Mamma mia, anche l'inquadratura della nostra auto con questa canzone è proprio fantastica. Date un'occhiata. Pneumatici da 18, ottime luci. Sicuramente un motore da 8 cilindri che con un rombo mette a tacere tutti quanti. Una bella sgommatona. Pronti a tutta forza.
forza, andiamo, mamma mia. Giriamo, ok, vediamo se possiamo entrare da questa parte. Ok, eccoci arrivati. Parcheggiamo come le persone normali, proprio come si suol dire all'americana. Andiamo, tipo Euro Truck Simulator, però senza mettere sotto persone. Attenzione. Bene, dai che ci riusciamo almeno una volta nella vita a fare il nostro caro parcheggio alla grande. Ok, siamo arrivati, perfetto. Mi sa che la nostra radio non la potremo sentire più. Ok, un bel salto e lungo. Bene, io direi di entrare dalla porta principale senza distruggere nessuna vetrina. Ok, vediamo di passare dall'altra parte. Una signorona qui c'è, Vediamo se possiamo parlare con lei, magari possiamo interloquire. La nostra ragazzona, niente, mi sa... No, niente, forse non ce l'aveva con noi. Non possiamo entrare di qua, maledizione. Vediamo dall'altra parte, forse qui c'è una specie di vicolo cieco. Vediamo un po', una sorta di sotterraneo. Vediamo, forse di qui possiamo entrare, vediamo. Niente, questa deve essere la zona per la raccolta dei cavi, il cablaggio. Niente, vediamo. Ah, ecco, perfetto, la saracinesca è aperta. Possiamo entrare da questa parte. Vediamo cosa ci offre il nostro caro Simone. Sicuramente un paio di simoleon, i nostri cari soldini. My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Yeah, look. Ah, Hitman è il We've been nostro working Simone, together bene. for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are Employee of the Month. Huh? Addirittura il premio. Wasn't easy picking a winner. Non è stato Me, facile. Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you Questa why parte c'era nei it cannot trailer, be. me la ricordo. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, È arrivato l'altro amico. What's up, then, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. Aia. Ci dà un You pugno. fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Si sta arrabbiando per una targa appesa al muro. Ma fai l'uomo, amico mio. Basta che hai tutti quei tatuaggi nel braccio e non fai il figo. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing, just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in the gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, A quanto pare ho capito, lavoriamo per una specie di concessionario illegale che o ruba macchine o addirittura contatta uomini che non hanno pagato ciò che hanno acquistato. Vespucci Beach. Ok, raggiungiamo Vespucci Beach. Mamma mia che... mamma mia che macchine. Non mi sono mai piaciute le super sportive, quindi andiamo per il sub, ragazzi. Scusate, però sono gusti personali. Una bella Range Rover di ottimo gusto, 50.000 euro di macchina. Quindi vediamo di entrare. Ok, alla grande. Andiamo. Wasn't that motherfucker who took the bike, that S.A. Vagos dude? With the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? Nigga, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require È molto difficile, ragazzi, leggere e addirittura guidare nello stesso He just tempo. put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, Parlano di dog. macchine. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Ma i nostri cari Nothing amici but continuano a love, discutere sia di macchine che di moto, però noi vediamo di arrivare direttamente al nostro luogo principale. Ok, attenzione, non graffiatemi la Range Rover, ragazzi, che vi distruggo. Qui addirittura c'è un negozio d'armi. Mi fermerei per comprare una bella 44 Magnum, però probabilmente non possiamo farlo, siamo legati alla nostra missione principale. Ok, a tutta manetta, vediamo un po'. Addirittura il camion del riciclaggio. Mamma mia, ne voglio guidare uno al più presto. Ok, vediamo di continuare sempre dritto. Perfetto, a tutta forza. Vediamo sempre di stare attenti
avanti con l'acceleratore perché non voglio rovinare la nostra macchina. La strada mi sa che è sbarrata. Vediamo di prendere una bella scorciatoia. Dannazione. Oh, scusami amico, addirittura si mettono a suonare. Ok, procediamo. 500 metri il nostro obiettivo nei meandri della nostra città. Oh, really? That's a nice change from fools coming up on us. Perfetto. You damn straight that's Oh, true, yeah. partner. But it's a shame I don't believe it. You want to drop some notes on that shit? I'll give you the odds, homie. Calma, c'è l'isola di traffico. Benissimo, vediamo di procedere. Ah, ok, siamo finalmente arrivati al nostro obiettivo principale. Comunque, sempre uno dei soliti quartieri malfamati. Addirittura qui c'è il ponteggio ancora fissato, quindi vi faccio immaginare della zona che si ritrova. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Ok, scendiamo. La moto dovrebbe essere in uno di quei garage. Ok. Allora, il nostro caro amico Lamar, il nostro lama preferito, vediamo di seguirlo. Ah, ecco le scale, scavalchiamo. Ah no, niente scale, proprio roba da duri. Scavalchiamo, andiamo. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Ma armi non ne abbiamo. Che andiamo a rubare una moto senza un'arma? Che gli presentiamo un pugno? Attenzione, qua c'è qualcuno che è sospettoso. Chi è questo? Ma chi è che parla? È questo? Ah, niente, un ragazzone mezzo ubriaco, ok. Chi è questo? Attenzione. Ehi. Shh, calma, amico mio. Niente, sicuramente questa è una zona dove non siamo graditi. Vediamo se possiamo trovare la moto in tranquillità, perché come potete vedere non abbiamo nessuna arma e anche se ce l'avessimo non saprei come prenderla. Attenzione. This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong Yes, side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, hold up. It's in one of these lock-up. Tentiamo la fortuna, ce ne sono 3, quindi vediamo di entrare probabilmente in questo. Private, keep, vediamo un po' keep clear, tenere pulito. C'è una ruggine che non si vede neanche cosa c'è scritto. Lo so amico, non parking. Attenzione, qui c'è addirittura il passo carrabile. Attenzione, vediamo di aprire. Niente, qua c'è spazzatura. Andiamo dall'altra parte. Adesso appena apriamo c'è un mostro, ragazzi, un ragnone che ci esce e ci mangia la testa. Attenzione. Oh, ho visto qualcuno dietro. Siamo morti, maledizione. Andiamocene di qui. Hola, amigos. Hola, S.A. So you're trying to creep up in here, man? Yeah, you saw this motherfucker? Ah. Ma vediamo un po' quello che succede. A quanto pare il nostro amico ha tirato fuori un bel luzzo e ci siamo preparati per una bella storia. Abbiamo raccolto la nostra bella Desert Eagle Inter e sicuramente ci prepareremo a un ottimo contatto a fuoco. Eccone uno. Ottimo colpo, siamo degli sparatori numero 1, eravamo nell'FBI. Attenzione, eccone un altro. Vediamo di colpirlo in quella sua capocciona pelata. Ottimo, attenzione che ce ne sono altri. Addirittura qui c'è un bel furgoncino, ma non possiamo farlo saltare in aria, maledizione. Eccolo. Azione. Eccolo, maledizione, vediamo di farla a pezzettini. Perfetto, ce n'è un altro. E che fanno maledizione male. Non abbiamo portato neanche un giubbetto antiproiettili. Non lo so, noi andiamo a fare una rissa senza a fuoco. Una rissa a fuoco senza un giubbetto antiproiettili, senza una pistola, senza niente. Attenzione. Maledetto, è proprio là sotto. È che non ho una grande abilità a sparare in queste condizioni. Maledizione. Niente, dobbiamo cambiare posizione. Via. Aia, ci hanno fatto la barba, maledizione. Allora, tieni premuto. Niente, dobbiamo trovare un'altra postazione per far secchi i nostri cari amici. Andiamo di qua, eccoli tutti là dietro. Maledizione, mi sa che non possiamo far nulla qui dietro. Tieni premuto RT e riparo per sparare allo scoperto. Eccolo. Proprio non possiamo far nulla. Ah, beccati questo. Nota Desert Eagle numero 1. Ok. Eccolo. Beccato. Allora, vicino a un veicolo per usarlo come riparo. Però mi sa che c'è qualcuno qua sopra. Attenzione, vediamo se possiamo eliminarlo. Avanti. Perfetto. Ti seguo amico mio. Dietro il bagno degli operai. Alla grande. No, adesso risolviamo tutto, tranquillo. Mi sa che ce ne sono troppi però, abbiamo solo 39 colpi. Vediamo di metterci qui dietro. Perfetto, attenzione, vediamo che c'è da queste parti. Ce n'è solo uno dall'altra parte, proprio di fronte a noi. Vediamo se possiamo beccarlo.
Vediamo. Ah, è sopra di noi, proprio qui sull'impalcatura. Maledizione. Non possiamo fare niente. Vediamo di metterci di qua. Attenzione. Ah, eccolo, hanno arruolato addirittura anche i civili nelle case. Ottimo, colpo alla testa. Perfetto. Ah, addirittura là la signora con la vecchietta col bastone che ci spara con il fucile, maledetta. Vediamo di continuare. Eccone un altro. Eccolo. Eccati questa, amico mio. Là c'era Fonzi in persona. La macchina. No, la dovevamo ricaricare. Forza, 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 forza. L'abbiamo distrutta. Forza, forza. Alla grande. Ricarichiamo. Ottimo. Mamma mia, ottimo piromane. Perfetto. Attenzione. No, perché qua sopra così attiriamo l'attenzione. Andiamocene via. Ottima sparatoria, ragazzi. Scusatemi, ma sono ancora impacciato con i comandi. Non riesco a sparare nella maniera migliore. Però si è visto che abbiamo passato 20 anni nel Vietnam. Quando la tua salute scende sotto il 50, se non subisci danni sicuramente la ricaricheremo. Bene. Allora, attenzione, abbiamo un braccio semidistrutto. Abbiamo 2 proiettili da 44 Magnum nella spalla. La nostra fantastica Range Rover. Dai, nella Range Rover voglio salire. Voglio tornarmene a casa. Ok. Crazy motherfucker. Why we have to pop all them people? You was there too. Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Yeah, but you started this shit, stupid. Allora, una bella sparatoria, è andata abbastanza bene. Ci abbiamo rimesso la scapola e la clavicola. Però sicuramente la moto non l'abbiamo trovata. Ah, sta scappando con la moto. Ah, ecco, vediamo di prenderlo, maledizione. A tutta manetta. La nostra Range Rover, ottimo, 280 cavalli. Ci riuscirà a riprenderlo. Avanti, eccolo. Non riesco a tenerla in pista. Dannazione, ottimo controsterzo. Forza, andiamo, eccolo. Possiamo sparare nel finestrino come si faceva nei vecchi GTA, appunto, per far fuoco. Eccolo, maledizione. E dall'altra parte. Ma non ho capito se lo stiamo inseguendo, che ha una motocicletta o una macchina. Vediamo. Oh, mamma mia, un palo della luce abbiamo distrutto. Eccolo. Forza, sto andando a tutta forza io. Eccolo. Dov'è il nostro bersaglio? Vediamo di trovare. Ah, eccolo sul motorino. Vediamo di riprenderlo. Alla Ducati Monster, quel dannato. Vediamo di farla a pezzi. Avanti. Dove sei? Oh, no. Maledizione. Torniamo indietro. Forza, forza, forza. Eccolo. Andiamo. Maledetto, dove sei infilato? No, in queste piccole strettoie non ce la posso fare. Devo procedere dalla strada regolare. Abbiamo una macchina. No, questa non è una strada regolare. Dove siamo? In mezzo ai nostri. Maledizione. Passiamo. Oh, eccolo, vediamo se possiamo uscire dalla nostra pistola. Avanti. Dov'è la pistola? Dannazione. Usciamo questa dannata arma. Mi sa che abbiamo terminato i nostri colpi. Prendiamolo. Avanti. Ce l'abbiamo fatta. Ci siamo quasi. Vieni qua. È caduto. Dobbiamo prendere la moto. Avanti, dobbiamo andare all'autolavaggio. Prendiamo la nostra il nostro caro chopper. Ecco, non era un chopper, era una moto da strada. L'autolavaggio, il nostro amico si terrà la sua Range Rover. Mamma mia, la statistica di guida può essere migliorata raggiungendo la velocità elevate. Perfetto, però stiamo attenti. Una bella motocicletta, non abbiamo casco, quindi cerchiamo di stare attenti. Sembra una sorta di moto degli anni 80, molto figa. Però perché dobbiamo andare all'autolavaggio? Calma, con le motociclette su GTA mi sono sempre trovato meglio delle macchine, quindi cerchiamo di stare attenti. Ok, ecco un bel rettilineo, ragazzi, a tutta manetta per aumentare anche la nostra abilità di guida. Calma, riflessi pronti. Se cadiamo a questa velocità ci apriamo la testa come un melone. Attenzione che non vedo un accidente. Questa luce è troppo frivola, non abbiamo grande possibilità di luce, quindi vediamo di stare attenti. Vediamo di prenderci anche le batterie da mettere Last Light e portarcele qui. Ok, ma anche ottimi freni, mamma mia, da 200 km/h a 0 in meno di un secondo. Una cosa mostruosa questa motocicletta. Sembra vecchia, però ancora i freni a tamburo funzionano. Ok, abbiamo il nostro obiettivo a circa 1 chilometro. Tanto non so come fanno a montare la musica nelle motociclette, però visto che c'è la musica vediamo di... Oh, no. Vedete quello che succede a telefonare e a muovere le mani mentre si guida? Attenzione, stiamo per sbattere al muro. Vediamo di cambiare la nostra stazione preferita. Eccola. No, niente, meritiamo qualcosa di più interessante. Ok, questo può andare bene, musica da sala in questa splendida notte a Los Santos. Ma io non ho capito, questa motocicletta era di qualcuno? Forse quello che l'ha comprata non ha pagato, qualcosa del genere. Comunque andiamo all'autolavaggio perché è sempre meglio pulirla dal sangue. Sicuramente quello là mentre è caduto avrà lasciato qui in terra qualche dente, anche un pezzo di braccio, qualcosa. Quindi è meglio ripulirla per poi rivenderla. Attenzione alle sospensioni, mi sa che le abbiamo consumate. Eccoci arrivati. Allora, questo è il nostro autolavaggio. Vediamo, car wash. Vabbè, vediamo di farci stare anche la moto. Ah, è arrivato. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron.
Bene, mi sa che il nostro amico è andato a farsi benedire, siamo riusciti a completare la nostra grande missioncina, ha recuperato, come dire, una sorta di stipendio in più, quella bella motocicletta se la venderà per ottimi soldi, e comunque la nostra missione recupero veicoli è stata fondamentale per darci questa grande quantità di esperienza anche all'interno di GTA 5. Come potete vedere, le prime missioni sono anche molto introduttive, ci fanno capire come muoverci con le moto, con le macchine, anche col combattimento. La prima sparatoria è andata abbastanza bene, mentre la seconda un po' in meno. Come potete vedere, si possono incontrare sconosciuti e folli in giro per San Andreas e si trovano vicino al punto interrogativo. Per adesso entriamo all'interno della nostra casa, ci serve solo un bel caffè caldo e anche una bella dormita, perché sicuramente domani sarà un nuovo giorno, una nuova giornata piena, intensa, di grande possibilità. Quindi vediamo di arrivare immediatamente all'interno del nostro caro loculo. Allora, vediamo un po', sempre la nostra mogliettina sul divano, vediamo un po' se è vero. Tutta la giornata sul divano, con la maschera addirittura estetica, proprio questa non ha voglia di far nulla. Quindi arriviamo immediatamente nel nostro letto principale, eccoci arrivati, vediamo un po', salviamo la nostra partita immediatamente, facciamoci un bel sonnellino e arriviamo immediatamente a domani, perché sicuramente sarà una nuova giornata colma di nuove avventure. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Queste erano ovviamente le prime avventure su Grand Theft Auto 5, sicuramente, come vi ho detto, continueremo la nostra storia fino alla fine. Questo è stato il nostro secondo personaggio, il nostro caro ragazzone, ma come ho visto ce ne sono altri due, che il primo l'abbiamo provato, quindi, ma non bene come questo, quindi vedremo di affrontare le altre tematiche all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti, ragazzi, dal vostro Edward Van Helgen.